pare che riusciamo a condurre un filone di ragionamento che a questo punto può passare idealmente da Enrica, che ringrazio per averci dato questa lettura che io avevo già ascoltato, come dire, da privilegiato ieri sera perché mi avevi fatto una lezione privata di questa cosa, quindi l'ho risentita. Pensavo Non di ti aver... sei addormentato. No, anzi, devo dire la verità, insomma, che è stata una conferma di tante cose. E, in realtà possiamo continuare a questo punto la chiacchierata con un amico di eccezione che credo sia collegato con noi tecnicamente e che è il nostro amico malato, spero che non abbia troppa febbre per riuscirci a parlare insieme, e che è Claudio Messora, al quale invito il pubblico a fare un grandissimo applauso. Vai, vai. Claudio, questo applauso è per te, mi senti? Ti sento, grazie a tutti, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Allora, Claudio, noi questa mattina, insomma, sentiamo la tua mancanza, te lo dico sinceramente, perché sei stato una delle persone che in Italia negli ultimi anni ha condotto una battaglia importante a favore di quella che io credo essere la più importante delle questioni, che è il libero pensiero, perché gli economisti, i filosofi, i giuristi sono tutti parimenti importanti, ma se non c'è qualcuno che diffonde la loro opinione, la nostra opinione, beh, noi ce la possiamo raccontare e suonare da soli, ma alla fine è il giornalista quello che ha il ruolo di semplificare, di raccontare, di divulgare l'informazione al cittadino, al non addetto ai lavori. Cosa ci puoi dire, se la febbre ti consente di dire qualche cosa alle tante persone che ti stanno aspettando? Più che la febbre, la tosse, direi. Comunque, buongiorno a tutti, mi dispiace tantissimo di non essere con voi. Saluto tutti, a cominciare innanzitutto da Francesca, che organizza conferenze su convegni in maniera instancabile, infaticabile. E se siamo qua tutti anche questa volta, dopo la prima edizione che ci fu 3 anni fa, lo dobbiamo a lei. Saluto tutti i relatori, molti dei quali sono amici proprio perché sono passati, sono di casa su bioblue.com. E cosa vi devo dire ormai dell'informazione libera? Io lo faccio da 11 anni e all'inizio chiaramente eravamo tutti inesperti, perché se vi ricordate l'unica informazione che esisteva era quella della RAI, del TG1, del TG2, Canale 5, non c'era altra possibilità, quindi chi ha cominciato 10-15 anni fa ha cominciato da zero, come se fossimo dei bambini, e ci siamo fatti una scuola da soli. Abbiamo imparato le tecniche, abbiamo imparato anche tramite gli errori, le cadute, ad evitare le querele, abbiamo pagato anche quando abbiamo esagerato, abbiamo imparato un mestiere che prima era appannaggio soltanto di alcuni. E poi alla fine il sistema bisogna dire che ha reagito, perché vi devo dire, chiaramente i relatori che sono lì lo sanno già, forse Enrica l'ha già accennato, che adesso ci saranno le elezioni europee e l'Unione Europea, zitti alla chetichella, ci sta facendo 2 grandi regali per tentare di conservare se stessa. Il primo regalo che ci sta chiaramente per noi è un regalo è un regalo tipo cetriolo, nello stile di Maurizio Crozza, no? Un regalo è per il mainstream, è per il sistema. Il primo regalo è quello della direttiva sul copyright, e il secondo regalo è quello è un testo a cui stanno costringendo i social network, che consentirà loro, non tanto ai social network che secondo me stanno subendo un po', perché li stanno ricattando con la storia della tassazione, del fisco, con la regolamentazione. Soros lo disse a Davos un anno e mezzo fa, insomma, in questo gennaio o quell'altro, disse: distruggeremo i social network, distruggeremo Facebook con la regolamentazione, con le tasse. Bene, li stanno costringendo a soffocare tutte quelle informazioni disallineate attraverso regole stringenti, in maniera che sia possibile
spegnere quei canali che potrebbero dare fastidio in vista delle prossime elezioni europee. Questo è un accordo che hanno firmato, siglato nel dicembre scorso al Consiglio europeo, o Consiglio d'Europa, credo proprio il Consiglio europeo, ci sono due nomi simili, mi confondo sempre. Hanno siglato questo accordo, per noi c'era chiaramente il governo italiano, non è stato detto, poi bisogna vedere chiaramente se in Italia, perché qualcuno dice questo accordo sui social network in Italia il governo con Salvini, Conte, così comunque non lo attuerà mai, le direttive Di Maio ha detto anche sulla direttiva sul copyright, ma in realtà non cambia nulla se noi ratificheremo, non ratificheremo, se implementeremo, se daremo attuazione, se faremo leggi, a parte che non ci sarebbe neanche il tempo di fare leggi perché capite che siamo a gennaio, le elezioni saranno a maggio. Il problema è che i social network sono delle entità sovranazionali. I social network ci permettono, ve lo ricordo, di essere qui in questo momento, perché va bene l'informazione libera, va bene i relatori liberi, va bene che organizza i convegni, ma se poi non c'è un social network, un media come in questo caso YouTube che ci permette di distribuire urbi e torbi la buona novella, è chiaro che sul TG5 e sul TG1 non avremo mai speranza di andare. Quindi sono fondamentali. E quello che succede è che i social network sono sovranazionali, per cui anche se l'Italia non dovesse aderire o dovesse rallentare o frenare o non dare troppa attuazione, comunque è chiaro che basta che la Germania faccia pressione, che la Francia faccia pressione, eccetera, eccetera, che i social adotta delle regolamentazioni stringenti che poi va ad applicare indifferenziatamente a tutti i suoi utenti. Non è che se adottano delle politiche nuove interne e cercano di evitare le multe, le sanzioni, poi a questo utente italiano allora lo lasciamo stare. È chiaro che quindi la narrazione del fatto che noi tanto come italiani abbiamo un governo che in questo senso non calcherà la mano è una narrazione finta. Quindi quello che sta succedendo è che ci sono questi due accordi, la direttiva sul copyright che noi abbiamo scongiurato che entrasse in vigore o che fosse comunque siglata nello scorso maggio-giugno, proprio su BioBlu abbiamo raccolto 25.000 firme in pochissimi giorni, è stato un successo strepitoso e le abbiamo mandate a Bruxelles, in quel caso le raccolsero i 5 Stelle e le portarono in Parlamento europeo, fu rimandata la discussione a settembre-ottobre, ma è chiaro che poi non mollano e chiaramente poi il Parlamento europeo ha approvato e adesso, proprio adesso, la direttiva sta arrivando alla sua conclusione, include due articoli, il numero 11 e il numero 13, che sono articoli pazzeschi, delle cose allucinanti. Pensate che uno dei due dice che anche se voi come social network pubblicate un link, che ne so, al Corriere della Sera, a un qualunque articolo, e questo link mostra lo snippet, ovvero l'immagine, la fotografia dell'articolo, no? È una breve descrizione di una riga e mezzo che dica semplicemente che cosa c'è scritto in quell'articolo, se cliccate, lo snippet. Ecco, se voi fate questo dovete pagare delle tasse, dei diritti d'autore al Corriere della Sera, alla Stampa, al Giornale, insomma alla Repubblica. È una follia di dimensioni tali che poi ci permetterà chiaramente soltanto ai grandi social network di decidere se vogliono affrontare questa tassazione o meno, ma sicuramente alle realtà più piccole di non farcela e quindi loro si tolgono e si scremano un sacco di problemi. E poi l'articolo 13 o 11, l'altro dei due, dice addirittura che i content provider, Facebook, tutti i social network, devono dotarsi di algoritmi per identificare possibili violazioni di diritto d'autore del copyright prima ancora che il contenuto venga caricato, cioè mentre è in caricamento il contenuto deve essere esaminato da questi algoritmi, questa intelligenza artificiale, per decidere se tu hai il diritto di pubblicare quella cosa. Chiaramente gli algoritmi innanzitutto non sono infallibili, perché qui non parliamo della pubblicazione di un film della Walt Disney su cui siamo tutti d'accordo che non debba avere, che debba essere protetto, insomma, perché c'è dietro un lavoro però qui parliamo di piccoli frammenti, un'immagine, un frammento di suono. Non è possibile confezionare alcunché in rete che sia che abbia la possibilità anche vaga di competere con il mainstream se non si mettono insieme due foto, un'immagine, e questo non per violare il diritto d'autore, ma semplicemente
per quelle regole di buonsenso che in America chiamano fair use, ovvero la possibilità per diritto di cronaca, per diritto di critica, di citare 4, 5, 10 secondi, far vedere, mostrare uno spezzone per esempio andato in onda su un TG, eccetera. Bene, vogliono l'Unione Europea con questi algoritmi impedire alle persone di caricare. Quindi innanzitutto non sono infallibili, quindi ci saranno molti falsi positivi e le persone si vedranno il materiale rigettato senza nessun diritto di replica, perché poi sappiamo che non si può parlare con nessuno. E secondariamente materiale, cose come la controrassegna, il TG della rete, eccetera, su BioBlu, perché siete magari abituati. Sì, dimmi Valerio. Scusa, fammi fare il ruolo di giornalista una volta nella vita, che sono io che intervisto te, che godo da matti a fare questo ruolo. Ma quello che tu stai dicendo adesso, quando io sento la parola algoritmi, mi viene la pelle d'oca, perché, come ti ho detto in questi giorni, per esempio sugli algoritmi del mio mondo, che sono quelli bancari, un conto è se l'algoritmo è fatto da un ente pubblico, un conto è se l'algoritmo è gestito da un soggetto privato, magari in potenziale conflitto di interessi. Allora, poiché questa cosa mi interessa sul tema banche di cui ti ho scritto, quindi il tema stress test, mi chiedo se la stessa, e ti chiedo se il tema degli algoritmi di cui tu stai parlando, ma da chi sono gestiti? Cioè sono gestiti da degli uffici pubblici o sono gestiti da un consulente privato in potenziale conflitto di interesse? Ma gli algoritmi sono chiaramente interni alla proprietà della piattaforma di riferimento. Esempio, se io carico del materiale su Facebook, sono gli algoritmi messi in piedi da Facebook che si occupano di fare lo screening, di monitorarlo, di prendere delle decisioni. E gli algoritmi li costruiscono i tecnici, cioè i dipendenti di Facebook, che chiaramente un po' devono tutelare la piattaforma secondo le loro logiche e un po' devono accondiscendere alle forme di pressione dei governi, e sappiamo che dall'annuncio, adesso io non voglio fare il complottista, questo non è complottismo, cioè è la realtà dei fatti, non è pensabile immaginare un mondo dove Soros come altri, però come Soros non abbia un'influenza determinante. Bene, questo disse a gennaio che alla conferenza di Davos che i social network li avrebbero distrutti con le regole e con le tassazioni. Bene, voi ditemi se non è vero che Mark Zuckerberg ha avuto problemi su problemi infiniti, è dovuto comparire anche davanti alla Camera degli Stati Uniti d'America, ha avuto 1000 scandali, adesso c'è l'Unione Europea con la cosa sul copyright e soprattutto con questo documento, gli stanno massacrando di regolamentazioni per imporgli questo bavaglio. Quindi gli algoritmi che producono YouTube, cioè Google, Facebook internamente, subiscono anche inevitabilmente la pressione delle istituzioni, che a loro volta subiscono la pressione degli speculatori finanziari e delle elite, che quel famoso 1% che controlla il 99% del mondo. Quindi questi algoritmi sono assolutamente privati e rispondono a logiche assolutamente che sfuggono al nostro controllo. E uno potrebbe dire, vabbè, ma Facebook è privato, a noi che ce ne frega, no? Possono fare quello che vogliono, cambiate piattaforma. Vabbè, questa è la classica obiezione, la quinta elementare. Il dato di fatto è che su Facebook transita la grande totalità delle comunicazioni via internet e dei contenuti che noi cerchiamo. Cioè uno può anche andarsene da Facebook, ma resta solo. Allora, quando, così come esistono i monopoli, eccetera, quando qualcuno accentra su di sé il potere di decidere, discriminare, scegliere, fare la cernita dei contenuti dell'informazione da mostrare, allora quello è il vero problema per la democrazia, perché nel momento in cui si avvicinano le elezioni, queste piattaforme come per magia, e soprattutto Facebook, io non voglio demonizzare, sto cercando di trovare una soluzione che aiuti anche lui a uscire dall'angolo, soprattutto Facebook, e come per magia si avvicinano le elezioni, io ho visto pagine pubbliche con milioni di iscritti scomparire, essere vittima di errori imprevisti, pagina bianca, e poi dopo, il giorno dopo l'elezione, torna tutto a funzionare come per magia. No? Questo non è un'influenza sulla democrazia? Perché io, che magari ho un canale con tante persone tutte qualificate, filosofi, giornalisti, economisti, psicologi, giuristi, cioè che abbiamo una certa visione del mondo da comunicare nella piena attuazione della libertà di espressione prevista dalla Costituzione, perché io devo smettere di avere parola soltanto perché non sono un cazzo di giornalista iscritto all'ordine? È una cosa inqualificabile, vergognosa, eppure in questo momento, come tu dicevi,
Cioè in sostanza In questo tu ci stai dicendo in sostanza che si sta cercando di ritornare indietro ad un mondo nel quale soltanto alcuni sacerdoti dell'informazione hanno il diritto di compiere il rito sacrale di dare un'ostia consacrata a chi la deve prendere. Ho capito bene? esattamente questo. È esattamente questo. Vi faccio un esempio, poi vi lascio andare perché sennò, poverini, mi dovete subire a lungo. Io poi quando parlo di queste cose. Ma non mi Allora, sembra che vi si faccio un annoiano, eh? esempio. Non Vi me- faccio no, un no, esempio. ti dico che non vedo gente russare, eh? Se Ok. lo fanno in modo silenzioso. Maggio, elezioni italiane. Vi ricordate il balletto al Quirinale, Savona sì, Savona no, Conte sì, Cottarelli? Ok, vi ricordate? Ma A un certo vagamente. punto Conte arriva al Quirinale, legge un testo in conferenza stampa dopo aver parlato col Presidente della Repubblica. Questo testo era difforme dalla versione che si erano ritrovati i giornalisti. Chiaramente c'è un ufficio stampa che distribuisce le versioni ai giornalisti, c'è tutta una macchina che si mette in moto, no? Un testo diverso. Allora io consulto per tutti i giornali, era ok. Cioè, non si sono posti minimamente il problema del fatto che loro ricevono un testo, pubblicano sugli articoli, sui giornali un riassunto di quel testo che contiene delle frasi che Conte non ha mai detto quando poi ha fatto la conferenza stampa definitiva, no? Per tutti i giornali nessun problema. Allora io mi pongo il problema, e siccome facevo la controrassegna, questo tentativo di fare questo TG alternativo per dare così un contributo alla libertà di informazione, mi pongo il problema e faccio un po' di telefonate. Ormai dopo aver aver ricoperto un po' di ruoli in giro, qualcuno lo conosco. Trovo qualcuno che era lì, ok? Era presente a questa trattativa al Quirinale, così cui mi fido. Questo mi dice, e mi scrive tra l'altro, quindi copro la fonte perché le fonti sapete che sono riservate per il semplice motivo che se tu bruci la fonte, questa fonte non ti dice più niente. Se io dico che Valerio Malvezzi mi ha detto questa cosa, Valerio Malvezzi lo metto nei casini e secondariamente la prossima volta Valerio Malvezzi mi dice che ti dico più, non ti dico più niente, Ma giusto? Allora copro la fonte. se mi porti le arance va bene, dai. Allora, questa fonte mi dice, guarda, mi scrive, in realtà le prime 3 righe di quel testo distribuito l'hanno dettate direttamente il Quirinale e sulla seconda parte hai posto tutte queste logiche europeiste, eccetera. No? Va bene, io lo dico c'è un giallo, questa è una ricostruzione giornalistica al pari come tante altre che si possono fare, che si possono leggere su Repubblica, sul Corriere, no? Faccio la mia ricostruzione giornalistica basata sulle fonti. Apriti il cielo, si scatena il putiferio. Cioè abbiamo messo a nudo il fatto che un'istituzione non è sempre e necessariamente pura, non è sempre assessuata, ma interviene pesantemente nel processo di formazione del governo, eccetera, con anche pratiche e procedure che non dovrebbero esserli proprie. Fa parte della normale dialettica del giornalismo, del mondo interno al giornalismo, se non che chiaramente scoppia un casino, perché tutti i media dall'altra parte, se ne fosse uno, capito? Eppure lo sanno perché hanno i quirinalisti, hanno gli inviati, hanno gente che stanzia e mette le tende, soltanto che è gente che va lì a palazzo, hanno la loro cravattina, incensano, indorano pillole, stringono mani, si sentono qualificati, hanno i loro ruoli, le loro posizioni di rendita e le cose a te non te le racconteranno mai perché devono difendere innanzitutto se stessi e la propria carriera. Allora BioBlu lo racconta e immediatamente scoppia il casino. L'ufficio stampa del Quirinale minaccia diffamazioni, minaccia querele. Non è arrivata, dopo ormai è passato il tempo massimo, nessuna querela poi. Perché? Perché chiaramente se tu quereli allora vai a processo, se vai a processo io esibisco le mie prove e quindi a questo punto poi la cosa si ingigantisce, no? Però si è messa in moto la macchina del mainstream. Per un certo periodo di tempo sul Corriere della Sera sono usciti articoli su BioBlu, in particolare quest'estate, che mi associavano alla Russia, che mi associavano ai troll russi, che mi associavano al povero Giulietto Chiesa che saluto e poi cercheremo di capire come sta, perché lui è Pandora TV, no? Cioè, hanno fatto tutta una serie e che dicevano e millantavano che il Quirinale aveva un grande dossier appesantito da molte pagine su BioBlu. Ora, qualcuno mi dovrebbe spiegare perché l'istituzione del Quirinale presieduta dal Presidente della Repubblica dovrebbe avere un dossier su un cittadino qualunque
per un reato di opinione, ok? O semplicemente per una ricostruzione giornalistica. C'è una magistratura che si occupa di queste cose, no? Quindi non penso che al Quirinale abbiano la passione di tenere pagine su pagine su pagine di dossier su un blog privato, quando giornali interi e categorie di giornalisti tutti i giorni compiono crimini e misfatti contro la loro professione, la loro deontologia, la loro etica, e nessuno gli dice niente. Allora, questo è l'esempio più chiaro, più evidente di come, se tu racconti le cose, una cosa che avrebbe dovuto fare un giornalista sapendolo sul suo giornale, se tu racconti le cose scombini un castello di carte. Okay? Scombini il castello di carte e diventi il nemico da abbattere. Poi non ci riescono, però intanto ti fanno sudare. Okay? Quindi l'informazione libera è, ahimè, necessaria, indipendente è necessaria, è messa in seria difficoltà e a serio rischio, io ve lo dico, in questi mesi, manca febbraio, marzo, aprile, ma vedrete che cosa succede, perché stanno avvicinandosi le elezioni europee e loro sanno benissimo che l'ondata di malcontento che si propaga anche in Francia con i gilet gialli che ieri erano ospiti a Roma, abbiamo fatto una diretta sul BioBlu, i forconi che tornano ad arrabbiarsi, la gente che comincia dopo tanti anni a capire, a comprendere che le logiche così un po' matematiche, geometriche, sterili, burocratiche dell'austerity, che quando va bene sono soltanto stupide, ma se no altrimenti hanno dietro delle logiche di conquista da parte degli altri paesi del nord Europa nei confronti di quelli del sud Europa definiti maiali. Allora la gente sta cominciando a capire quello che succede e conseguentemente sanno che in questa tornata elettorale potrebbero trovarsi dei gruppi parlamentari all'Europarlamento che poi, ad esempio, sfiduciano la Commissione europea. E se tu sfiduci la Commissione europea non può più essere composta da quei soggetti che adesso, per esempio, bocciano la manovra italiana, e quindi salta tutta la logica del rigore, del controllo sull'economia, eccetera. Per evitare questo, loro la prima cosa che devono fare è chiudere i social e la libera informazione. Come si può evitare? In parte non si può evitare, diciamo, nel senso che hanno il coltello dalla parte del manico, però si può fare tanto casino. La politica è comunque sensibile, molto sensibile alle pressioni dal basso, lo è sempre e comunque, per cui se per esempio si facesse tanto casino, Conte come rappresentante di questo governo sarebbe costretto a parlare, discutere di questa storia, di questa battaglia, di questo documento che è stato firmato a Bruxelles, e nel momento in cui ne discute un governo poi cominciano a discuterne anche gli altri, i cittadini si organizzano e diventa molto più difficile, perché quando tu punti un riflettore su una realtà è difficile che quella realtà poi sia messa a rischio, perché scoppierebbe una reazione. Claudio, quindi dimmi. Volevo dirti, a proposito di tenerli sotto pressione, sai, bisogna anche, come dire, cogliere le occasioni. Io, come tu ben sai, ti ho mandato un testo di una lettera che io tra l'altro ho letto stamattina e sembra che alla gente interessi, e come si crea l'attenzione è mettendoli in difficoltà, nel senso che è possibile, a proposito di fake news o di notizie non dette, è possibile che su nessun organo di informazione importante italiano, per capirci, tutte le sere sui telegiornali, non si chieda all'Unione Europea: ma scusate, com'è questa storia che voi fate fare i controlli sulle banche da altre banche? Cioè, questa è una cosa, secondo me, che grida vendetta, e quindi penso che se tutti quelli che ti possono dare i contenuti si mettono a dare contenuti di attacco, se tante persone danno a un giornalista degli argomenti e se tanti cittadini li vogliono ascoltare, io penso che insomma è una battaglia che possiamo giocare. Tu cosa pensi? Ma io penso che ci vuole giornalisti innanzitutto, e non ne vedo tanti. Ne vedo uno coraggioso al momento che su certi temi si sbilancia, è Franco Becchis, che ha lasciato il suo ruolo di vice direttore a Libero e mi pare sia al Tempo adesso a fare il direttore. Ma per il resto il grande coraggio sui giornali non ne vedo, quindi
dubito che dai giornali possa arrivare una grande mano, a meno che chiaramente non fiutino anche loro il tempo che cambia e debbano adeguarsi, perché poi anche loro devono vendere le copie, specialmente in un momento in cui gli vengono tolti i fondi per l'editoria. Beh, ma se tu lanci una notizia, con BioBlue, santo cielo, c'è qualcuno che la legge e l'ascolta, è un po' difficile mettere il bavaglio, no? No, ma non i giornali mainstream la leggono, loro sono capaci di ignorare l'evidenza. Se c'è un elefante che passa in Piazza del Duomo, sono capaci. Allora, c'è un video che gira in cui Russia TV, Russia Television, non stiamo parlando qui della solita propaganda anti CNN, BCC, eccetera. Russia, con i gilet gialli a Parigi, questa gli fa l'intervista, ok? E a un certo punto svanisce l'audio, si chiude l'audio lì. E qui c'è questo video in cui dice: guardate cosa hanno mandato in onda e guardate invece com'era quello originale. In quello originale il gilet giallo parlava contro la finanza internazionale, la speculazione, le banche, il meccanismo dei Rothschild che avevano messo Macron, capito? A un certo punto Russia Television gli ha tolto la parola. Ha mandato in onda una versione modificata, quindi di cosa stiamo parlando? I grandi media si censurano, non andranno mai contro l'establishment, perché da quell'establishment dipendono. Questo è il momento di una grande rivoluzione storico-culturale, come ce ne sono tanti all'interno della storia, in cui dal basso si gettano le fondamenta per ricostruire una casa che finalmente avrà mura nuove. Poi ci sarà tutto il tempo per far degenerare anche quelle mura, ma intanto noi dobbiamo costruire senza aspettarci nessun aiuto dai palazzi. Senti Claudio, qua penso che questo applauso sia il più sincero giudizio che la gente comune, la gente normale, il cittadino italiano dà a un opinionista che sta facendo il suo lavoro. Come tu sai, al mio fianco Francesca è un cane da guardia, quindi mi sta facendo osservare che passano le lancette dell'orologio, quindi ci dobbiamo salutare, ma ti ringraziamo veramente tantissimo perché sei uno dei baluardi dell'opinione libera in Italia. Io ti faccio un augurio che faccio a te, ma faccio anche a tutti noi, cioè si possono mettere i bavagli nella storia per breve tempo a tante persone o si possono mettere i bavagli a poche persone per tanto tempo, ma mettere i bavagli a tante persone per tanto tempo, qui parliamo di un continente, io penso che sia qualcosa difficile da realizzare e che la gente non permetterà. Quindi io sono convinto che noi vinceremo. Claudio, penso che la gente ti debba tributare un grande applauso. Ringraziamolo. Grazie. Grazie Claudio. Un attimo che finisce l'applauso e ti ripassa. Vai. Grazie a tutti, ringrazio tutti di cuore, l'applauso lo fate a voi stessi, alla vostra possibilità di avere un futuro migliore. E volevo aggiungere solo una cosa: adesso io proverò in quest'anno a costruire un circuito alternativo televisivo che passa via rete, una specie di Netflix, no? Come modello dell'informazione libera, però ho bisogno veramente del supporto di tutti, a cominciare dai relatori, perché noi dobbiamo costruire un dibattito pubblico parallelo, vivo, reale, ma parallelo, staccato da quello delle televisioni del mondo mainstream. Quindi ho bisogno che tutti partecipino a livello di produzione dei contenuti, delle idee, dei profili, Baio Malvezzi, Diego Fusar, Rica, tutti quanti, e ho bisogno che le persone poi cerchino di partecipare anche loro a questo esperimento, cercando di dare credito e fiducia. È una cosa di cui abbiamo veramente bisogno. Quindi mi auguro che questo progetto vada in porto, non tanto per me o per le mie fortune, che ormai, voglio dire, a 50 anni non ho più tutte queste esigenze di costruire chissà quali imperi, ma proprio per dare la possibilità come esperimento piantala che tu vai in pensione a 85, se continuano così. Quindi di costruire un dibattito pubblico alternativo. Siete tutti invitati nei primi talk show che costruirò sul nuovo BioBlue. Grazie. A presto. A presto Claudio.